Sembra una banalità, eppure i cambiamenti climatici incidono sull'umore. Una giornata di sole ci fa alzare con il piede giusto, mentre una nottata di pioggia inibisce la prontezza di riflessi e l'entusiasmo di affrontare la quotidianità. In gergo viene chiamata meteoropatia, ma quello che pochi sanno è che è una vera e propria patologia che può colpire chiunque, anche chi non è predisposto e sembra essere in perfetta salute. Il disturbo è legato dal fatto che alcune persone percepiscono le variazioni meteorologiche come fattore di stress. Spesso si tratta di uomini e donne già cronicamente stressati per vari motivi e che quindi non riescono a reagire in modo sano a condizioni ambientali come caldo, pioggia e vento. Quanto i cambiamenti climatici influiscono sull'umore? Tanto. Per me tantissimo proprio, cioè sono diventata un po' meteoropatica, quindi parecchio. Il sole decisamente aiuta rispetto alle giornate magari di pioggia o di brutto sicuramente. Non molto, diremo. Se una persona è particolarmente, si fa influenzare particolarmente, diciamo che magari delle giornate più grigie possono influire più o meno sulla sua mente o sui suoi comportamenti. A me è sempre uguale, sommata sempre uguale. Tantissimo, Quindi lei è un meteoropatico. certo. Oggi è una bella giornata. Quindi è positivo. Io sono felice, sì. 50%. Dipende anche dalla capacità di reagire del singolo, comunque può essere. Ma nel suo caso? Nel mio caso? No, nel mio caso no, direi. Penso proprio tanto. Lei è una meteoropatica? No, no. Però so che influiscono. Oggi abbastanza positivamente, visto che sembra di essere in estate. Sull'umore, sul mio personalmente tantissimo. Eppure una soluzione c'è, attraverso la climatoterapia, cioè una forma di cura che si giova delle caratteristiche positive presenti in differenti tipi di clima. Occorre da una parte fare attenzione al fatto, ad esempio, per chi ha problemi respiratori è meglio scegliere la montagna dove la qualità dell'aria è migliore, ma per il resto ci si rifà alle preferenze soggettive.